devo fare prima alcune comunicazioni tecniche che mi hanno raccomandato di fare. Innanzitutto i consiglieri devono parlare vicino al microfono perché poi se no non viene registrato il loro intervento, e aspettare che io dia la parola indicando il nome, perché sennò poi nella registrazione c'è qualche problema poi di trascrizione. Un'altra questione è: ci sono arrivate delle richieste per poter riprendere il Consiglio Comunale. Siccome noi ancora nel regolamento non abbiamo previsto questa situazione, comunque io chiedo a voi consiglieri se ci sono problemi, quindi possiamo farlo riprendere. Bene. Io direi di cominciare questo mandato con il vino nazionale, perché di fatto questa sera è una serata particolare, anche perché si istituisce un Consiglio Comunale, quindi ritengo sia opportuno all'inizio del mandato con vino nazionale. Invito tutti quanti a alzarsi in piedi. Premesso che dalla consultazione elettorale del 25 maggio è stato proclamato sindaco Claudio Dorico, preso atto che nel corso della presente seduta di insediamento in sede di convalida degli eletti è stata già accertata l'assenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità tanto del predetto sindaco, richiamato l'articolo 50, comma 11 del decreto legislativo 18/8/2267, il quale dispone che il sindaco presta davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, ha ritenuto di dover procedere al predetto adempimento, invitando il sindaco a pronunciare la seguente formula di giuramento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.